The 32nd International Youth Tournament will take place from April 25 to 27 at the San Luigi Sports Field. Top teams like Juventus, Red Star Belgrade, Udinese, Bologna and others will compete in this prestigious event, part of the official FIGC calendar. Una squadra importante come la Stella Rossa, come la Juventus, come l'Udinese, come il Venezia, ed è praticamente una vetrina per tutti i giovani talenti della regione Friuli Venezia Giulia e non solo. In passato qui hanno giocato calciatori che poi sono andati a finire ad altissimi livelli e noi ci auguriamo che anche l'edizione di questa edizione sia altrettanto divertente per i calciatori e soprattutto molto competitiva, affinché il folto pubblico che di solito assiste a queste partite si possa veramente divertire. Interpreta quello che è lo spirito della regione, che ritiene lo sport strategico per contribuire a creare un luogo dove sia più bello vivere e per consentire ai ragazzi di divertirsi, di giocare praticando lo sport e di imparare così a superare le avversità della vita, come è sempre stato e deve essere anche in un'epoca molto tecnologica come quella che viviamo e vivremo in futuro. Il torneo è il fiore all'occhiello, diciamo, dei tornei che si svolgono nella provincia di Trieste. Sono 8 anni, questo è l'8º anno che facciamo questi tornei internazionali. Abbiamo ospitato diverse squadre austriache, slovene, italiane e croate e serbe, e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. È molto impegnativo, però se sono 8 anni che lo facciamo, vuol dire che riesce anche molto bene. È un importantissimo torneo, un torneo che è ormai consolidato a Trieste per le categorie giovanile. È organizzato da San Luigi Calcio, che con grande passione lo porta avanti, l'ha trasformato nel corso degli ultimi anni in un torneo internazionale con grandi squadre non solo nazionali. Quindi dà tanta opportunità a questi nostri giovani triestini di poter confrontarsi con altri giovani, di conoscere quindi anche un gioco del calcio magari diverso attraverso squadre professionistiche e di divertirsi. Quindi un plauso a questa società per riuscire a organizzare un torneo di così grande livello.